La Parma invece in campo con Minini, Sorrentino, Cervello, Piscopo, Sanchez, Tamaio, Passero, Martinez, Rappa. C'è una conclusione e il gol di Rappa al minuto, proprio nemmeno un giro di orologio. Totò Rappa, capitano della Parma, sblocca la partita. Il tentativo sulla destra con il sinistro a rientrare, palla nel mezzo, respinge la difesa, ma sempre pallone preda dei neroverdi, con Barbara, il cross nel cuore dell'area del Partini Codace, salta di testa Tamaio, poi c'è una confusione e la palla in rete da parte del Partini Caudace, che al minuto 4 raggiunge il pareggio. Conclusione davvero bella da parte di Ganci tra le mura amiche. Poi Rappa di esterno a lanciare Gascon, Martinez, esce il portiere, poi Martinez, la conclusione! Gascon, Martinez e 2-1 Parmonval al minuto 12. Fuori gioco, contropiede del Partini Codace da Ganci sul pallone, ancora Ganci. Prova a metterla nel mezzo, c'è la chiusura, la respinta. Ancora il Partini Codace, attenzione! C'è il pareggio, ma attenzione, c'è qualche dubbio, ha pareggiato comunque il Partini Caudace, ci sono le proteste. Bravo qui Joseph Cervello a guadagnare questo calcio di punizione dopo la buona chiusura. Poi Sanchez, lancio col destro a cercare Sami che parte in velocità, ancora Sami, la conclusione! Sami Elamrui al minuto 34 va a segnare il gol del 3-2. Martinez contro Cascione, parte Gaston Martinez, conclusione e rete. Parmonval che segna con Martinez. Gaston Martinez porta il parziale sul 4-2, superato il quinto di recupero. Prova Palazzo, prova a chiudere Follari, poi esce sempre da gladiatore Sanchez, che però eccede nel voler far tutto da solo. Pallone per Barbara, chiude di petto Rappa e in questo momento arriva il triplice fischio di piazza, finisce 4-2 in favore della Parma qui al Favazza di Terrasini.